Il progetto Life Rescue Alpir prevede delle azioni di monitoraggio che servono a verificare che le attività di restauro ecologico stiano ottenendo effetti desiderati. In particolare stiamo monitorando diverse componenti ecologiche a livello di laghi d'alta quota e le zone umide circostanti. All'interno dei laghi stiamo valutando gli effetti dell'eradicazione dei pesci alloctoni e della riduzione del pascolo sulle proprietà chimico-fisiche delle acque, in modo da poterne ripristinare la trasparenza originaria e i livelli di nutrienti. Inoltre vengono utilizzati come indicatori anche organismi acquatici quali piccoli crostacei plantonici ed invertebrati che vivono lungo le rive dei laghi. Soprattutto abbiamo una serie di specie target che sono protette dalle leggi europee e in particolare vertebrati insettivori quali la rana temporaria, il toporagno d'acqua e diverse specie di pipistrelli che competono con questi pesci introdotti nei laghi d'alta quota per le prede, perciò insetti che si riproducono a livello dell'acqua. Stiamo anche monitorando il recupero della vegetazione delle zone umide circostanti ai laghi in conseguenza alla diminuzione della pressione di pascolo. With the contribution of the LIFE program of the European Union.